2 decessi ravvicinati di pazienti deceduti per le conseguenze del virus A, azioni critiche in terapia intensiva a causa della polmonite interstiziale che porta insufficienza. Ancora critiche restano le condizioni di una donna, ma a tenere alta l'attenzione, spiega il direttore del reparto di rianimazione dell'ospedale San Bortolo, è la presenza di un picco di casi gravi registrati in pochi giorni. Ho visto un andamento, a mio parere, anomalo e delle presenze di infezioni da H1N1 che arrivano in rianimazione, 6 casi, una curva molto elevata. L'H1N1 è una variante interstiziali. Ci sono stati 6 casi in contemporanea, gli altri casi attualmente sono in miglioramento, permangono critiche che sta recuperando piano piano nonostante gli alti e bacca ne possa uscire. Errore chiamarla influenza suina, si tratta di una variante dell'influenza stagionale che circola in modo diffuso in tutte le stagioni influenzali e il vaccino contro l'influenza stagionale protegge anche dal virus. Ho la sensazione che si dimettano le vaccinazioni influenzali e questo ha comportato un aumento della patologia grave, questo è il mio pensiero e credo che sia legato proprio a tutto quello che c'è stato con il Covid su vaccini sì e vaccini no. Personalmente io sono per la vaccinazione e sappiamo che in medicina la forma più elevata di cura e di supporto alla popolazione è proprio la profilassi.